sono andata un attimo al Conad e che mi sono presa delle cose anche per l'appartamento alla fine. Ho preso la carta igienica e la carta da cucina per casa, in realtà. Carta igienica per l'appartamento e carta da cucina per la casa. E ho preso il detersivo per i piatti, quello piccolino del Conad. Cosa c'è? Guarda che bel micio che sei, guarda che bel micetto. E beh, vabbè, dai, sono sempre io, sono sempre io. Che bello, io vorrei toccarti la pancia, ma non posso, vero? No, non ci può. Dai, vado a mangiare io, Bue, sai? Sì, andiamo, dai, vieni. Vieni. Dai. Andiamo. No. Bella là, acrobata. Andiamo, Bue. Allora, questo è ciò che rimane da portare in macchina, ovvero questa borsa che c'è roba da cucina, anche contenitori in vetro che secondo me mi torneranno molto utili per mettere via il cibo, per portare in spiaggia magari qualcosa. E quindi c'è roba da cucina e detersivi, spugne, quelle cose là, e la carta igienica appena presa, questa qui, ho comprato, che non è male neanche questa e costa meno della Regina e della Foxy. E invece in quella borsa è una borsa extra, lì c'è tutto quello che non ci stava dalle altre parti. Ecco, questo è l'aggiornamento, oggi giornata di partenza. Adesso controllo la biancheria, secondo me qualcosina c'è di asciutto. Ecco, che profumo che c'è. Sì, infatti è tutto asciutto, cioè tutto, non lo so, la roba più grossa non lo so, ma queste robe qua un po' più leggere assolutamente sì. Tra l'altro ci sono le rondini in questi giorni qua, come ogni anno, che svolazzano qua sopra. Sì, ma è un incubo uscire di casa con le rondini, cioè uscire qua in Poggiolo, perché vogliono, cioè è come fosse casa loro, no? Bisogna stare attenti perché veramente planano così sulla testa. Non mi sono mai arrivata addosso ancora in questi anni, però hanno sempre tentato di farlo.
benzina time. Ma questa visuale sarebbe perfetta, solo che non può stare lì quel telefono, solo perché siamo fermi, sta lì, se no no. E questo sta cercando dove deve andare a pagare. Perché siamo aperti a pagare alla cassa, una cosa che io odio. Infatti quando faccio benzina vengo sempre la sera quando è chiuso, perché è una cosa che odio. Io non voglio vedere gente, voglio arrangiarmi, mi faccio la mia benzina, me la pago, basta. Ho già caldo perché senza aria condizionata qua dentro è un forno crematorio. E quindi niente, stiamo per partire. Sono praticamente le 3 di pomeriggio, 3, 4, 5, 6, abbiamo 3 ore per riuscire ad arrivare in agenzia a prendere la chiave. Spero riusciremo ad arrivare in tempo, perché essendo sabato c'è tanto traffico. Diamo il via alle nostre vacanze di una settimana, piuttosto che niente, meglio piuttosto. C'è chi non può proprio andare in vacanza, quindi ringraziamo di poter andare. E ci dobbiamo preparare al traffico perché già vedo che c'è tanto movimento sulla strada. Siamo arrivati a Jesolo, stiamo andando alla ricerca dell'agenzia che dovrebbe essere qui in piazza Brescia. Dovrebbe, anzi, è qua via. La signora mi ha chiamata prima per sapere dove eravamo e dove siamo all'Ipertosano. Vabbè dai, allora siete vicini. Ho detto sì, per fortuna. Non abbiamo trovato tanto traffico, stranamente, e di solito è sempre un caos. Ci è andata molto bene. E adesso andiamo a vedere dov'è l'agenzia. Forse è di là. Andiamo a vedere. Spesa fatta, sono sconvolta. Spesa fatta, sono le 20:35, adesso andiamo all'appartamento, portiamo la spesa e andiamo a mangiare fuori stasera, perché è impossibile mangiare qui, cioè fare da mangiare a casa, perché io devo rilavare le pentole e tutto, quindi anche no. Vigili del fuoco, è successo qualcosa? Sono in alto mare, quindi domani o nei prossimi giorni vi registrerò un po' la situazione appartamento, ma per il momento sono in alto mare e sono le 23:18. Sì. Allora, domenica. Ahimè, ci siamo svegliati presto. Ah sì, no, io avevo preso un pezzo di carta per fare una cosa. Credete che io l'abbia fatta? Ok. Ne ho fatta un'altra. Ok. Vi faccio vedere l'esterno dell'appartamentino, è questo. Abbiamo il tavolo con le sedie, che in realtà prima era sul giardinetto, ma sul prato, ma meglio così, perché siamo più riparati, perché sopra c'è un poggiolo. E cancelletto che serve per accedere all'area piscina, che è di qua. E via. Quella è la finestra della camera, qui si entra, il mocio è lì. Qua divanetto, immobile con la TV, frigo. Qualcuno suggerisce TV che non va, è vero. E il microonde l'ho dovuto mettere là perché non c'è posto, perché la cucina è questa. Quindi posto non ce n'è. Ok. E niente, camera da letto, che è molto semplice, armadio di qua e bagno. Qua c'è un po' di caos, ma questo è il bagno. Cucina e porta d'entrata. Ecco, si sta benissimo. Ne approfitto che Franza è in bagno, vi faccio vedere. Questo è l'ingresso, praticamente l'appartamentino è questo, e arrangiato un po' alla buona, cioè ci siamo un po' arrangiati con la roba, ma tavolo qui, una sedia l'ho usata per il microonde perché era sulla cucina, ma ok anche no, e quel mobile lì l'ho usato un po' come misto dispensa eccetera. Mi tocca e basta. Qui ho messo un copripiumino perché a me non piace sedermi sui tessuti dove sono state altre persone, quindi ho messo questo e basta.
che in realtà questo è un letto, un divano letto. E questo è quanto. Quindi in piscina non c'è ancora nessuno perché sono le 8:50, apre alle 9, quindi al momento non c'è nessuno. Però mi sa che oggi non ci sarà tanta gente fuori, saranno tutti in spiaggia. Guardate che carini, le piante grasse. È il giardinetto di piante grasse. Ma hai fatto il bagno? Bravo! Ma ti do proprio fastidio allora. E io ti infastidisco. Salve. Ciao. Ma bevi quest'acqua? Ma davvero bevi quest'acqua? Davvero? Vabbè, ma come siamo carini? No, tuffati, vai dentro. Ma oggi proprio turisti, siamo stati al Famila a prendere due cose, siamo con 2 borse, vabbè. C'era un casino in quel Famila, un casino di gente. C'erano le casse, ma erano tutte aperte le casse, tranne una. La 2 era chiusa, se no erano tutte aperte. Quante casse erano? 5, 6? Boh. Ma 8 con quelle automatiche. Ah, e c'erano anche quelle automatiche, vero? Quelle automatiche sono 4. 4, sì, ma sono in 1, 2, 3, 4. Beh, insomma, un casino di casse, tutte stracolme. È domenica, no? Tanta gente è arrivata oggi, quindi è andata a fare la spesa. È arrivata ieri, ma ha fatto spesa oggi. Noi eravamo andati ieri e anche oggi. Sai che siamo contrari? Ah, ma no, entriamo dal davanti. Siamo giusti. A diverse entrate il residence. Io mi vedo già abbronzata, ma perché ho gli occhiali scuri. E non mi guardo e dico guarda che bel colorito. No, in realtà senza occhiali sono una mozzarella. Le mozzarelle sono più colorate secondo me. Vabbè, andiamo. Modalità mozzarella. Ho preso puzzle e sudoku. Questo è Sudoku. Poi ho fatto comprare a Franz un costume perché quello che ha è molto piccolo e è ingrassato. Quei 2 mesi che è stato un infortunio a casa, è ingrassato fuori misura e non ha più rimesso giù peso. Lui è uno che spizzica molto durante la giornata se è a casa. Io lo sgrido sempre, però vabbè, comunque gli ho fatto prendere un costume. Poi gli ho fatto prendere questa simil polo. Sì, è grande, ma perché lui ha bisogno, perché ha le spalle tanto larghe e con le magliette è sempre difficoltà, quindi la vedete tanto grande, ma in realtà è un bellissimo colore tra l'altro. Comunque in realtà dovrebbe andargli bene, se gli sta un po' più larga meglio. E anche questa qui, semplici magliette, niente di che. Ok, questa roba poi la butterò a lavare. Non vi ho fatto vedere la baby lavatrice. È piccolina, non so da quant'è. C'è scritto da qualche parte, vai. È tutta touch. Non so da quanto sia, comunque è tutta touch. Che carina. E comunque non l'ho ancora usata, ma penso la userò tra un po'. Niente. Adesso ho spostato la macchina perché era un po' pericoloso tenerla lì. E via. Oggi credo mangeremo fuori. Tanto ho preso anche le tovagliette, quindi ci metteremo qua a mangiare. In piscina non c'è praticamente nessuno. Avevo ragione io che in piscina non c'era nessuno, perché vanno tutti in spiaggia. Sì, ci sono 2 persone, basta. Non c'è praticamente nessuno. Tutte le sdraio vuote. Qui ce le abbiamo addirittura davanti alla camera, all'appartamento, quindi molto comode. E via, dai. Adesso lascio aperto che faccia un po' di corrente d'aria. Adesso gli faccio spostare la macchina. Siamo andati in agenzia immobiliare e alla fine il nostro parcheggio è esattamente questo, dove ci sono le biciclette. Infatti lì c'è scritto B, 2B.
quello è proprio il nostro, ma hanno messo quelli dell'appartamento, perché qua sono appartamenti sia in affitto che di proprietà, e quelli là hanno messo le loro bici, il portabici con le bici, quando in realtà è il parcheggio dell'appartamento dove siamo noi. Quindi ha detto che possiamo mettere anche sul prato, perché il prato comunque è di proprietà, questo praticello di proprietà dell'appartamento, cioè la gente se ne approfitta. Comunque ci siamo mangiati un gelatino buono, siamo andati alla nostra gelateria, nostra, di proprietà, insomma ci siamo mangiati sto gelatino e non ve l'ho fatto vedere, siamo proprio in relax, quindi io il telefono me lo sto dimenticando, infatti non vi ho neanche fatto l'home tour proprio bene, cioè proprio niente, così, proprio vacanza, abbiamo bisogno di staccare. E adesso in piscina non c'è nessuno, ma c'è un orario, penso che adesso sia chiusa. Oh, guardate che sporca, ho tutti i pelucchi della borsa. Adesso mi pulisco. Notavo che belli quei fiorellini, stupendi, mi piace proprio il colore. Vi saluto per questo video, vado, fuggo, ci vediamo al prossimo, sempre da qui, da Jesolo.